L'obiettivo è proprio della Commissione è quella di avere un quadro generale di cosa è successo per cercare appunto di dare indicazioni a quelli che sono gli organi competenti, di procedere nel miglior modo possibile e velocemente per dare risposta a chi è stato truffato e guardare con attenzione a quella che può essere anche l'apporto della Regione per dare indicazioni certe su quale futuro dobbiamo garantire per il sistema bancario veneto, che non può essere messo in discussione in maniera generica. Sarà il tentativo anche di aprire, possiamo dire, dei ponti di collegamento tra quelle che sono le posizioni, tra gli istituti e gli azionisti, i correntisti che hanno bisogno di un confronto anche per capire quale sia un percorso eventualmente fattibile di compensazione per chi appunto ha bisogno di risposte concrete che hanno in questo momento forti difficoltà economiche. L'obiettivo è quello di compensare certe spese legali, ma secondo me è anche l'obiettivo di uniformare quella che è l'azione legale nei confronti appunto degli istituti.